Prima sezione in cui si realizza un quadro del contesto normativo e legislativo di riferimento, una seconda in cui si entra nel merito delle azioni finanziate dal programma, quindi la 411 e la 421, e poi una terza sezione in cui si individuano alcune buone pratiche che possano essere di ispirazione per l'amministrazione regionale. Per quanto riguarda il contesto normativo, sappiamo che questo tema è un tema di grandissimo interesse. Abbiamo l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che fissa 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, abbiamo il Green New Deal che traccia le linee guida per la programmazione 21-27, abbiamo il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima e abbiamo anche il Piano Energetico Regionale per le fonti da energia rinnovabile, il cosiddetto PER-FER. Allora, cosa fa il POR FESR della Regione Veneto per l'efficientamento energetico? Finanzia sostanzialmente due azioni, ha finanziato due azioni, la 411 per gli edifici, le strutture pubbliche ad uso pubblico e residenziale e non, e poi la 421 per le imprese e le attività produttive. Entrambe le azioni sono state attivate tramite 3 bandi e lo sforzo fatto dall'amministrazione regionale è stato notevole in termini di risorse finanziate. Pensate che soltanto la regione Piemonte, tra le altre regioni italiane, ha investito maggiormente nel settore industriale e per le piccole e medie imprese in tema di efficientamento energetico. Sono stati investiti in particolare 55 milioni di euro per la 411 e 32 per la 421. Allora, entrando nel merito delle singole azioni, la 411 ha riscontrato un notevole successo da parte degli enti pubblici perché probabilmente si trattava del sostegno, della forma di sostegno più interessante, quindi non c'erano forme di sostegno concorrenziali e potevano anche essere integrate eventualmente fonti di natura diversa. La percentuale di copertura delle spese poteva arrivare al 100% e il risparmio energetico conseguito tramite gli interventi è stato superiore alle attese. Qualche difficoltà è stata espressa dalle amministrazioni pubbliche per quanto riguarda le procedure di rendicontazione, quindi con la solita richiesta di semplificazione delle procedure stesse. Invece la 421 ha avuto anch'essa un buon riscontro da parte delle imprese, però abbiamo registrato un numero elevato di rinunce e revocche, probabilmente perché lo scenario di riferimento è mutato in corso e quindi si sono creati degli strumenti più concorrenziali, delle forme di sostegno più concorrenziali rispetto a quelle predisposte dalla Regione Veneto. Per esempio l'ecobonus, che era particolarmente appetibile, e pensiamo che la 421 garantisce una copertura delle spese ammesse soltanto fino al 30%. In futuro quindi questo ci fa pensare che probabilmente va coinvolto maggiormente il settore produttivo nella fase di programmazione per cercare di evitare situazioni di questo genere, anche se appunto il cambiare delle condizioni chiaramente non è prevedibile e probabilmente va promossa nel tema di efficientamento energetico una maggiore integrazione tra gli assi del POR e anche con gli altri fonti di finanziamento di risorse nazionali o regionali. Per quanto riguarda invece le buone pratiche che abbiamo individuato, ve ne citiamo due. La prima è relativa alla provincia autonoma di Trento, che è in Italia all'avanguardia sul tema dell'efficientamento energetico e vale la pena citare l'approccio integrato che la provincia ha adottato in tema di efficientamento energetico, con delle schede descrittive per ogni scelta strategica. L'adozione di queste schede descrittive potrebbe essere un buon suggerimento anche per la Regione Veneto. L'altro intervento che citiamo invece è relativo al POR FESR della Regione Marche, in cui questa è stata reputata una buona pratica anche dalla Commissione Europea, in cui viene finanziato sia una parte a fondo perduto per l'efficientamento energetico e anche attraverso l'utilizzo di uno strumento finanziario, un fondo rotativo di finanza agevolata che prevede l'erogazione di mutui a tasso agevolato per le società di servizi energetici, le cosiddette ESCO, che sono assegnatarie dei lavori. L'esperienza può essere replicata anche a iniziative di efficientamento per il settore produttivo, come per esempio in Veneto, in cui appunto c'è stato ridotto finanziamento comunitario che copre soltanto il 30% delle spese, ha impattato negativamente sull'interesse delle imprese. Passando adesso al secondo approfondimento tematico, cioè quello relativo alla creazione delle nuove imprese e al consolidamento delle esistenti, va detto che anche in questo caso il nostro rapporto si compone di 3 sezioni.
Una prima in cui si analizza il contesto regionale e l'andamento demografico delle imprese venete, una seconda in cui si verifica l'efficacia delle politiche per le nuove imprese all'interno del POR FESR, cioè con le azioni 141 e 351, e la terza sezione in cui si individuano alcune buone pratiche che possano essere utili come indirizzo per la nuova programmazione 21-27. Allora, per quanto riguarda il contesto regionale e l'evoluzione demografica delle imprese venete, registriamo tra il 2015 e il 2019 una netta diminuzione di oltre 3.500 unità delle imprese registrate in regione. È un dato diciamo preoccupante in quanto in controtendenza rispetto all'incremento registrato nello stesso quinquennio a livello nazionale. In particolare il settore manifatturiero subisce una netta contrazione e nel dettaglio sono i settori tradizionali del Made in Italy come l'abbigliamento, il tessile, la pelletteria e la fabbricazione di mobili che subiscono la diminuzione più importante. Alcuni settori crescono come quello della fornitura di energia elettrica oppure i servizi di alloggio, anche se questo dato chiaramente è precedente alla emergenza pandemica, e risultano in diminuzione invece i servizi del terziario, cioè del commercio. Passando ad analizzare le due azioni del POR, quindi 141 e 351, la prima rivolta alle start-up innovative e alle iniziative di spin-off, la seconda invece relativa proprio alla nascita di nuove imprese in tre ambiti: quello manifatturiero, la subazione A, la subazione C per le imprese culturali, creative e dello spettacolo, la subazione D per le imprese naturalistiche. Possiamo notare che sono stati realizzati 2 bandi per entrambe le azioni e sono stati investiti 16 milioni di euro per l'azione 141 e 13 per la 351. Allora, i risultati dell'azione 141 sono state presentate un numero di domande sicuramente significative, anche se poi il contributo effettivamente finanziato è stato limitato, in quanto sono registrate un numero di rinunce e revoca piuttosto elevato, probabilmente dovuto al fatto che, trattandosi di nuove imprese, il meccanismo dell'anticipo di una quota finanziaria è stato per queste imprese spesso penalizzante. Dalle analisi da noi svolte è emerso che molti progetti non avevano realizzato un'analisi finanziaria a monte e non era stata fatta una ricerca sul posizionamento di mercato. Questo quindi ha generato questo elevato numero di rinunce e di revoche. Quindi il suggerimento che ci sentiamo di dare all'amministrazione regionale è di supportare maggiormente, accompagnare maggiormente le nuove imprese, le start-up in queste tipologie di interventi, magari attraverso dei supporti mirati come dei supporti formativi o consulenziali che possano essere d'ausilio alle neonate imprese o alle start-up innovative nel muovere i primi passi. Potrebbe essere ideale un servizio di accompagnamento al mercato nei primi anni di attività, nei primi 2-3 anni di attività. Per quel che riguarda invece l'azione 351, si registra un notevole riscontro per la subazione A relativa al manifatturiere, con un grandissimo numero di domande che è stato notevolmente superiore alla dotazione finanziaria disponibili. Anche in questo caso però si registra un elevato numero di rinunce e di revoche, probabilmente per le stesse considerazioni già fatte per la misura 141, e probabilmente il gran numero di domande ha abbassato il livello medio qualitativo degli interventi. Per quel che concerne invece la subazione C, in questo caso si ammetteva un sostegno fino al 70% della spesa ammessa, e questo quindi essa ha avuto un maggiore successo rispetto alla subazione A, in cui la quota si fermava al 50%. Su questo tema occorre fare una riflessione per la prossima programmazione per trovare il giusto punto di equilibrio tra spesa ammessa e capacità delle imprese di attrattività dell'intervento proposto. Le buone pratiche, in conclusione, che ci sentiamo di riportare all'attenzione del Comitato sono 3. La prima relativa alla strategia della città di Lisbona, che ha costruito una sorta di via europea all'innovazione, costituita da acceleratori, incubatori, parchi tecnologici col contributo dell'università, e ha costruito un mix di iniziative top down e bottom up con un forte contributo e ruolo pubblico.
Una seconda buona pratica è quella della strategia danese per l'innovazione, in cui il governo della Danimarca ha investito grandi risorse nel rafforzamento dei cluster del cosiddetto Innovation Network Denmark, sostenendo attività di ricerca e innovazione per le imprese danesi che sono state supportate da ben 22 reti nazionali per l'innovazione, appunto. L'ultima buona pratica è relativa alla regione Lombardia, in cui appunto sono stati sviluppati potenziate le attività di innovazione attraverso la creazione di cosiddetti ambienti abilitanti per le imprese, quindi la promozione dell'open innovation e dei cluster tecnologici regionali, attraverso il sostegno alla domanda di innovazione della pubblica amministrazione con i cosiddetti appalti pre-commerciali, che sono stati in grado di mobilitare indirettamente ulteriori investimenti sul territorio. Grazie.